Ciao amici di Archeosaurabus, oggi mini vlog con Marco davanti alla tomba dei giganti del Suzzipiri. Questo è un sito molto espanso, molto grande, ma qua abbiamo qualcosa di particolare. Una tomba di giganti esposta a ovest. Guardate dove tramonta il sole e l'ingresso starebbe proprio qua davanti. L'altra peculiarità di questa tomba dei giganti, che non è grandissima, è il fatto che abbiano costruito la camera sepolcrale proprio con la punta verso il mare, quindi la seconda peculiarità è che abbiano costruito praticamente la fine dell'abside della tomba, quindi la parte posteriore della tomba, utilizzando questa struttura tafonata, quindi un grosso masso di granito scavato sia dalla natura che poi magari rifinito dall'uomo. E guardate qua, questa è la camera sepolcrale, si vede fino dentro, e questa è una delle piattabande che chiudeva qua la camera. Questa è tutta l'esedra, che logicamente scavando si dovrebbe trovare la parte inferiore dove c'è l'ingresso. Ed eccola qua, piccolina ma molto molto interessante. Guardate quanto è grande il masso di chiusura della tomba. Quindi qui è tutto da Marco, spero di vedere. Quindi qui è tutto da Marco, spero di aver dato quindi qui è tutto da Marco, spero di aver quindi qui è tutto da Marco, spero di avervi dato buone informazioni, e qua presto passerà un bellissimo sentiero e ci vediamo presto, e lì c'è il mare.